Non è fondamentale per questa questione. Allora, io vorrei Valerio. Io vorrei anche perché ci incalziamo a essere PD e tipo, però io penso che la situazione, qui sta venendo fuori a larga maggioranza il discorso che stava facendo l'amico prima, no? Di portare il nostro referendum e associarlo alle elezioni amministrative, perché ovviamente ne abbiamo un ritorno che non è indifferente, no? La possibilità concreta di poter raggiungere quel quorum fatidico del 33%. E perciò penso che, siccome siamo delle persone intelligenti e lungimiranti, è ovvio che tutti stiamo cominciando a ragionare in termini seri su questa questione qua. Io vorrei anche però, siccome prima l'amico parlava del discorso dell'acqua, no, di associare, ripeto, a quel referendum, ma al limite ci potrebbe essere la possibilità, però ho notato che Tremonti ha fatto un discorso un pochino sibillino, no? Che riguarda l'acqua, ma che potrebbe anche riguardare la questione del nucleare. Dobbiamo starci un pochino attenti, perché questi hanno la testa, ci pensano sopra, non è che sono proprio stupidi completamente, Cioè, noi abbiamo davanti delle persone che fanno degli interessi a livello di multinazionali e questi non è che si fanno raggirare dai nostri conti come se fossimo dei grandi saggi noi, e loro invece sono dei desueti e magari anche degli obsoleti personaggi da buttare dentro la genna o il fuoco della distruzione che può essere una centrale nucleare. No, queste persone qua hanno una testa e ci stanno pensando bene e stanno mettendo a noi alla prova sulla questione che è un accordo a livello internazionale. Allora, non so se abbiamo notato, ma anche per quanto riguarda la questione del nucleare, nonostante ci sia stato il referendum nell'87 che vietava all'Enel di fare investimenti fuori dall'Italia per quanto riguardava la questione proprio di costruire centrali nucleari, queste persone qui lo hanno in qualche maniera deviato, l'ha girato, tant'è vero che l'Enel sta facendo qualcosa in Cecoslovacchia, si sta muovendo in Francia, cioè non è che siamo proprio dei ragazzi verginelli che non dobbiamo vedere queste cose qua, dobbiamo starci un pochino attenti, perciò dobbiamo riflettere bene. E per quanto riguarda la questione della simbologia che noi dobbiamo usare, dovremo avere anche un pochino di umiltà e rivolgerci a degli amici o compagni o chi designer che in qualche maniera ci aiutino in maniera chiara a raggiungere quello che è il nostro obiettivo di comunicazione. La comunicazione è molto importante, il governo lo sta facendo già, molti di voi hanno già citato, no, la questione di Piero Angela, comunque lasciamo perdere sul suo cognome che ci sarebbe da discutere. Ma voglio dire, e poi Veronesi, ma vi rendete conto, gente che veniva definita persone dalla parte, tra virgolette, del popolo. Perciò oggi ci ritroviamo a dover combattere con questi soggetti qui, che sono dei tipi tosti, tipi che conoscono bene la loro controparte perché ne facevano parte, perché fino all'altro ieri erano qui forse in mezzo anche a noi, e perciò dobbiamo stare molto attenti e dobbiamo essere veramente cauti come serpenti, anche se siamo innocenti come colombe, perché dobbiamo affrontare fino in fondo questo aspetto qua, non dobbiamo farci raggirare. Allora io comincerei intanto a ribadire l'argomento che ognuno di noi, essendo qua tutti noi rappresentanti di vari comitati nel territorio e che sono in qualche maniera diffusi nel territorio e hanno un'aggregazione che ha a che fare con una certa sensibilità locale, tutti noi dobbiamo impegnarci già da oggi ad andare a parlare nei vari paesi o coordinandoci fra noi, in modo che non è che andiamo a parlare tutti in un paese e quell'altro non lo prendiamo neanche in considerazione, per cui è importante il contatto diretto con il popolo, il nostro popolo, perché dobbiamo sentire il loro sangue scorrere nelle vene e farci trasmettere la loro energia affinché abbiamo la possibilità di ribadire colpo su colpo
Questa è la questione che dobbiamo veramente affrontare e dobbiamo essere veramente fermi e decisi con un intento molto determinante e forte nell'affrontare queste questioni qua, perché noi abbiamo sicuramente dalla nostra parte non solo la verità delle cose, in quanto sappiamo che questo è un qualcosa che uccide le persone, ma abbiamo anche dalla nostra il fatto che abbiamo la gioia di intervenire, e non abbiamo il cuore verso il portafoglio, ma ce l'abbiamo per quello che è un'identità. La nostra Sardegna, ricordiamoci cari amici e compagni, è una cosa a sé. È un'isola a distanza di 200 km dalla terraferma dell'Italia, ricordiamocelo, che noi abbiamo una nazione da difendere, oltre che un popolo, un territorio, una gioventù. Ti ringrazio. Allora dobbiamo metterci tutti quanti d'accordo, perché è vero che potrebbe dar noi al discorso della lingua, ma qui da qui a 20 anni la nostra lingua deve essere al centro della questione, che si deve parlare sia nella scuola e sia nel territorio, ovunque, nella famiglia, perché è la nostra lingua ed è quella che ci darà la forza di poter reagire a questi mentecati tipo berlusconiani che ci vogliono indurre a portare in questo luogo e farlo diventare un luogo di perdizione con le loro storie. Dobbiamo abbozzarla di accettare passivamente i diktat di là del Tirreno. Rendiamoci conto che anche i partiti italianisti che possono essere presenti in Sardegna la devono smettere di eseguire, di eseguire gli ordini dell'altra parte, perché quei soggetti lì alla Veronesi ci stanno rovinando. E perciò, cari amici e compagni, guardiamoci negli occhi e affrontiamo questa questione, perché non possiamo accettare che queste soggettività di là ci inducano in tentazione di portare in questo luogo delle scorie mortali. Sia ben chiaro. Dobbiamo affrontare la questione in maniera reale, vis to vis. Scusate compagni,